Allora, stamattina siamo qua per manifestare fino ad oggi che non siamo potuti andare a lavorare. Gli spiego alcuni problemi che sono sorti quest'anno, cioè anzi non quest'anno, è da 18 anni che noi aspettiamo la stabilizzazione. Cosa sta succedendo? Il problema è uno, siccome nel tempo praticamente tutti gli anni si fa questa benedetta finanziaria e noi veniamo tagliati fuori pur avendo un diritto a lavorare e pur avendo quasi 170 colleghi che hanno vinto una causa e praticamente sono già al lavoro, è contraddittorio che alcuni sono fuori con lo stesso contratto, cioè stiamo parlando del fratello gemello, sono fuori e alcuni naturalmente stanno lavorando. Ora stiamo apprendendo che la Regione sta cercando di fare un emendamento, però a quanto ho capito non stanno trovando i soldi su questa cosa. Io sono amareggiato perché se la Regione viene a dire che non sta trovando soldi o il Presidente dice che ormai la Sicilia non è il pozzo di quel santo che non mi ricordo, cioè il problema non è degli operai, gli operai praticamente per 20 anni hanno preso 700 euro al mese, se qualcuno ha preso soldi nel pozzo di San Patrizio devono andare a cercare chi li ha presi. Il problema noi lo poniamo alla Regione, noi vogliamo essere stabilizzati perché siamo utili per l'agricoltura, quindi non vogliamo un sussidio come si parla, vogliamo lavoro.